Questa è una storia di corno e di corna e ha a che vedere moltissimo col teatro. Il teatro come arma satirica, come arma politica, come arma a doppio taglio, come vedremo fra un attimo. L'anno è il 1777. A Venezia imperversa, come da ormai centinaia d'anni, il carnevale e gira in città soprattutto un tipo un po' particolare. Si chiama Pietrantonio Grattarola. Ha un andamento un po' effeminato, ma effeminato non è, anzi ha la fama di essere un grande tombeur de femme. Ha uno stuolo di donne, di amanti, veste in maniera molto vistosa e chiassosa, parla un po' alla francese, si muove all'inglese, è un personaggio. Ha fondato la prima loggia massonica, in qualche modo, se non riconosciuta, ovviamente riconosciuta dalla casa madre inglese, ma diciamo tollerata, si chiama l'Union, che lui presiede. Lo può fare perché oramai moltissimi nobili veneziani sono affiliati alla massoneria e quindi questa cosa in qualche modo, con qualche attenzione, gli è tollerata, ma soprattutto lui è segretario del Senato e svolge, c'è da dire, il suo compito con grande diligenza, veste la sua tonaca, entra a Palazzo Ducale e nessuno può dire niente sul suo operato, se non che un passo falso lo compie. Lo compie quando prende fra le sue amanti anche Teodora Ricci, che è un'attrice di teatro molto celebre in quel momento, che è l'attrice preferita di Carlo Gozzi, che scrive per lei un sacco di opere, e nonché sua amante, ed è allo stesso tempo anche l'amante di Antonio Sacchi, che è il capocomico che mette in scena le commedie e le favole di Gozzi. Non solo, lui stesso per mettersi con Teodora Ricci tralascia i suoi doveri di amante con una nobildonna veneziana che è Caterina Dolfin Tron, che è moglie del potente procuratore Andrea Tron e il Paron. Tanto potente è dei Tron di San Stai che appunto ha questo epiteto, il Paron. Questa cosa non va giù a nessuno dei tre. I due uomini, per essersi fatti soffiare la loro amante, e la nobildonna per essere stata in qualche modo accantonata in favore di un'attrice. Ed ecco che decidono di vendicarsi. Carlo Gozzi sta lavorando a una commedia, Le droghe d'amore, nella quale inserisce un personaggio, Don Adone, che è un personaggio secondario, ma nel quale viene caricaturizzato ovviamente Grattaroli in maniera molto pesante. Addirittura Gozzi consegna il testo della commedia prima della messa in scena alla Dolphin che, conoscendo molto bene Grattarol per esserci finita a letto, aggiunge anche dei particolari, insomma, diciamo molto personali su Grattarol. Grattarol che viene a conoscenza di questo disegno, che cerca di fermarlo, ma che non ce la fa. E la commedia, quindi attesissima, i biglietti vengono venduti a un prezzo spaventoso, va in scena il 10 gennaio 1777 con un successo, potete ben immaginare, di pubblico pazzesco. A tal punto il Grattarol è tratteggiato in maniera straordinaria e riconoscibilissimo che nei giorni successivi la gente si dà di gomito per strada e ride quando lui passa per strada. Lui si chiude in casa, non esce più per settimane per la vergogna e poi fa quello che nessun segretario di Stato dovrebbe sognarsi mai di fare, scappa da Venezia, si allontana, viene condannato al bando con l'alternativa della forca e su di lui pende una taglia di 2000 ducati
perché nessun nobile può allontanarsi, nessun nobile e nessun servitore dello Stato può allontanarsi dai territori della Repubblica senza un permesso ufficiale. E anche lui però da Parigi compie la sua vendetta perché scrive uno scritto apologetico in cui prende le sue difese, ma nel prendere poi le sue difese accusa lo Stato veneziano, il Consiglio dei Dieci, Andrea Tron, e in qualche modo rovina la reputazione di tutti, ma sicuramente della Serenissima, che ovviamente, come abbiamo visto, procede con una condanna a morte, ma poi neanche lui fa una bella fine perché se ne va prima in Nord America, poi in Brasile, finisce per farsi sbarcare in malo modo da una nave, dal comandante di una nave in Madagascar, dove muore di febbre nell'ottobre del 1785. 5 anni prima la povera Ricci, la povera Teodora Ricci, l'attrice, dopo essere stata a Parigi a recitare per 3 anni, se ne torna mestamente a Venezia e finisce i suoi giorni nel 1780 nel manicomio di San Servolo. Ad Antonio Sacchi va un po' meglio, nel senso che campa qualche anno di più, ma anche lui fa una morte violenta perché la nave su cui viaggia tra Genova e Marsiglia fa naufragio nel 1788. Gozzi morirà invece molto più avanti negli anni, però assolutamente dimenticato, nel 1806, e Caterina Dolfin-Tron continuerà a fare la nobildonna un po' viziata e circondata da amanti fino al 1793, quando anche lei morirà di colpo per un aneurisma. Nel frattempo però una cosa è accaduta, ci sono state le nuove elezioni, Andrea Tron che era papabilissimo per la carica di Doge, era veramente potente, è uno dei candidati, alla fine risulterà eletto Paolo Renier perché lo scandalo causato dalla moglie e quindi lo scandalo teatrale con le droghe d'amore e lo scritto successivo di Gratarol gli è fatale e perde la possibilità appunto di essere eletto a Doge e quindi di avere il corno. Eccola qui, no? Le corna e il corno. E in quegli stessi giorni esce un epigramma in latino il cui senso è più o meno questo, che il procuratore Tron non deve preoccuparsi se ha perduto la possibilità di avere il corno, perché ci penserà sua moglie Caterina a dargliene quante ne vorrà.